Io sono Monir e quest'anno faccio 30 anni. Applauso di incoraggiamento. Grazie. Secondo me ci sono 3 eventi fondamentali che ti fanno capire che sei in quella nuova fase della vita, e sono i figli, non tuoi, i matrimoni, non tuoi, e gli aperitivi con le colleghe. Quelli sono tuoi. Quanto cazzo fanno schifo gli aperitivi con le colleghe, ragazzi? Mamma mia. Brutto, Stai a raschiare proprio il fondo del barile della tua vita, ok? Mo vi racconto com'è il mio. Il mio è così: io sono in ufficio con Barbara, che ha 65 anni, ok? E Barbara alle 14:30 ti dice: adesso presentiamo l'overview della strategia, facciamo la call, facciamo il meeting. E poi sempre Barbara alle 18:30 con un gin tonic in mano ti dice: e niente, alla fine mi hanno messo al culo. Che tu dici: Barbara, ma che cazzo stai a dire? Ma chi t'ha dà sta confidenza, capito? Barbara attiva sessualmente a 65 anni, ok? Però sempre Barbara ci conferma che l'anno è il best orifizio ever del 2024, candidato pure per il 2025, ragazzi. Io sono un po' basita, un po' incompresa, anche un po' sola, no? Come quando è uscito Mare Fuori e non sapevo chi era Ochiattillo, capito? Non so di che parlare con la gente, vi faccio... Ma perché vi dico questo? Perché le mie amiche, quelle più veterane, quelle più sportive, mi dicono: allora mo, quando lo vorrai fare per la prima volta, ti devi fare tante perette, tante lavande, bere le tisane e devi stare il più rilassata possibile. Rilassata. Io non sto rilassata dal 97, ragazzi, stava Prodi al governo, per farvi capire che persona sono, ok? Lavoro con Barbara, che a 70 anni si accoppia come delle testuggini alle Seychelles e non se ne vergogna. In più lavoriamo per salvare i ragazzini dalla guerra in Ucraina e mi devo preparare tutto il giorno per farmelo mettere al culo? Mi sembra un po' eccessivo. Non ti credo. Insomma, stavo a questo famigerato aperitivo con le colleghe e una dice: ragazze, vi devo dire una cosa, sono incinta. E ragazzi, noi festeggiamo forte, perché questa si è messa con uno che ha 3 nomi, 3 cognomi, una roba di un certo livello, ok? Uno che speri che ci abbia un cugino di 3° grado da presentare, ok? Benissimo. La nostra gioia si affievolisce quando ci racconta come l'ha detto al nostro capo, ok? Facciamo una premessa sul mio capo. Il mio capo ha la credibilità giornalistica di Massimo Giletti, ok? Il carisma tipico di Enrico Letta, ok? La simpatia frizzante di Selvaggia Lucarelli. In più è basso e quindi è un pezzo di merda, ok? Siamo tutti d'accordo? I bassi, facciamolo, è giusto. I bassi ci odiano perché non si li vuole scopare nessuno. Perché? Perché le alte non si scopano i bassi, le basse non si scopano i bassi, quindi questi diventano dei suricate avvelenati con la vita. Però vi voglio far capire quanto cazzo è basso. Faccio del body shaming, sì, perché sui potenti si deve fare, ok? Per farvi capire, è alto come Stitch, ok? Come un American Tourister media, ok? Come un tubo di baiocchi dell'autogrill. Bene, ok? Quindi, per raccontarvi il loro incontro, da qui in poi la narrazione sarà così. Lui lo chiameremo Giancarlo Magalli e lei, la mia collega, più alta di lui e bionda, Adriana Volpe, ok? Allora, lei entra in ufficio e dice: guardi, dottor Magalli, le volevo comunicare che sono incinta. Adriana, ma non è possibile, ma com'è successo, ma come hai fatto? Allora, Giancarlo, nella pancia della mamma c'è un uovo. Quando incontra il simino del papà, l'uovo si apre, lo abbraccia e nasce l'amore. Hai capito? Non è vero, ma che stai a dire? Ma non l'ho mai sentita sta cosa. Allora, guarda, Giancarlo, te lo spiego scientificamente.
c'è un pene, c'è una vagina. Quando il pene entra nella vagina, spara spermatozoi, corrono, il primo che arriva vince il premio. È tutto chiaro, Giancarlo? Ma com'è possibile? Ma adesso te devo mandare via subito, così, ma come facciamo? Guarda, Giancarlo, non è che sono un marsupiale, no? In 2 o 3 settimane ti sforno un cuocca, devi stare calmo. Adesso ci prendiamo il nostro tempo, ci riorganizziamo le risorse umane, devi stare sereno. No, te ne devi andare, te devi prendere le cose tue e vattene. Che è un po' una reazione da ciorvaiolo dei scimmie, no? Non lo so, sembra un periodo di Covid anacronistico, non è che starnutimo e stiamo tutti incinti, siamo tutti d'accordo su questo? Benissimo. Prima di andare via, lei gli chiede del contratto e Giancarlo ci ghosta, ci gaslighta, ok? Dopo vari visualizzato e non risposto, Giancarlo ricompare e gli dice: Adriana, non è che noi ti licenziamo, è che non ti rinnoviamo il contratto. Non sei tu, siamo noi. Ti spiego, praticamente c'era una policy aziendale, è vero, scritta in basso, scritta in piccolo, calibri 7, ok? Basta, ok? In cui specifichiamo una pratica dei nostri dipendenti, non so se già hai sentito parlare di Barbara, per cui potete fare solo sesso anale. Mi dispiace, è così, è dura, ma è così. Questa triste storia, amiche, che cosa ci insegna? Ok? Che se rimaniamo incinte col contratto a tempo determinato dovete seguire questi semplici passi. Dovete farvi delle perette, delle lavande, delle tisane e stare il più rilassate possibile. Grazie mille.